Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Partiamo con questo nuovo capitolo delle Last of Us parte 2, che sarebbe il seguito del primo. Se non l'avete visto andate a recuperarvelo nel canale, che è stata proprio una bella storia. Allora, premi un tasto, storia, eh, nuovo partito lo facciamo proprio da zero. Facile, impegnativo. Facciamo intermedio perché mi sa. Sono deciso se farlo tra facile e intermedio. Sarà ben equilibrato. Dai, facciamo intermedio. Avvia. Va bene. È una bella avventura questa. Lunghetta, ma è una bella avventura. Non mi ricordo quante ore. Forse ce la caveremo con 20-25 ore. Non penso di meno. Ah, naturalmente siamo su PS5 adesso, eh. Non so cos'è successo. Avrei dovuto portarla dalle luci e andarmene. Ma quando attraversi mezzo paese con qualcuno, voleva che la sua immunità non fosse inutile. Forse iniziavo anch'io a credere a una cura. O forse volevo fare il suo bene. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato le luci. E grazie a lei avrebbero potuto creare una cura. Solo che questo l'avrebbe uccisa. Oh, Gesù! Dottore! Cosa ci fai qui? Non puoi portarla via. È il nostro futuro. Pensa a tutte le vite che salveremo. Santo Dio, Joel. E tu che hai fatto? L'ho salvata. Forza, piccola. Ti tengo. Ti tengo. Aprite le uscite! Non lasciatelo scappare! Guarda. Maledizione. Beh,
È un bel casino. Ellie cosa sa? Le dissi che avevano fatto degli esami. Le dissi che l'immunità era inutile. E lei ti ha creduto? A quanto pare sì. Dobbiamo rientrare. Morti, non mancano mai. Bei paesaggi di montagna. Lasciare lì la pianta. Vieni. Tranquillo, faccio io. Puoi andare. Sicuro? Sì. Ok. Riguardo al discorso di prima. Io non avrei fatto diversamente. Me lo porterò nella tomba se devo.
Ci vediamo, Tommy. Permesso. Ellie? Gesù, mi hai fatto venire un colpo. Ho provato a bussare, ma... Ehi, Ehi, che vuoi, Joel? passavo. Gli altri... Sai, tutti quanti parlano molto bene di te, di quanto ti rendi utile. Bene. Sì. L'altro giorno ero a cavallo con Tommy e mi ha detto una barzelletta e ti ho pensata. Era... l'ho dimenticata. Era sugli orologi. Il colmo Joel, scusa, è tardi e devo svegliarmi tra poche ore. Sì, sì, hai ragione. Ora mi tolgo dai piedi. Volevo solamente... Volevo farti vedere una cosa. Dammi solo un secondo. Adesso è passato qualche bell'anno dell'ultimo capitolo, infatti vedete Che è cos'è? già più matura. Beh, ti presento un'amica, si chiama Chitarra. Piacere. Vuoi sentirla? Ok. Ok. Promettimi di non ridere. Non riderò. Promesso. Mi voglio fidare. Scorrimento rapido con un dito in verticale su touchpad. Scorri per suonare. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for any more, 'cause I believe, and I believe 'cause I can see our future days, days of you and me.
Ecco fatto. Beh, non faceva schifo. Lo prendo come un complimento. È tua. No, no, non so neanche tenerla Ho in mano. promesso che ti avrei insegnato. È vero. Ok, prima lezione domani sera. Ci sto. Ok. Ok. Aspetta. E invece la barzelletta? Sai qual è il colmo per un orologiaio? Non mangiare il secondo. È terribile. Già. Notte piccola. The Last of Us Part 2. Quattro anni dopo. Oh, merda. Fanculo. Bene. Ehi, Buongiorno. scusa, stavo ancora dormendo. Dammi un minuto e mi vesto. Ho sentito che hai avuto una nottataccia. Io... mi ha baciata. Lo sai com'è fatta Dina. Insomma, non voleva. Stavo parlando della lite con Seth. Aspetta, hai baciato Dina? Pensavo che... Ci siamo appena lasciati e già ci provi con lei? No. Forse voleva solo farti ingelosire. Io non farei mai... Dio, che imbarazzo. Calmati, ti prendo in giro. Non mi interessa. Va a vestirti. Sei tremendo. Ma è stato un pessimo gesto. Prendi la tua roba, siamo in ritardo. Bene, bene, vai, facciamo. Non puzza. Bene. Ok. Giacchetta. La pistola. Certo. Facciamo un girato veloce, vediamo se c'è qualcosa. Non credo però. Perché fai quella faccia di da arrabbiata, scusa? Qui abbiamo la mitica PS3, primo modello se non ricordo male. E lì abbiamo... Che gioco è quello? Ah, Jack and Dexter. E quello sotto sembra Uncharted, il primo. Quello lì... Ah, ecco lì, Uncharted, il 2 è quello lì. E sopra cosa abbiamo? Libri, ma...
Sì che abbiamo una piccola gamer qui, alla fine. Joel è sveglio? Hanno avvisato degli infetti a nord. Maria l'ha mandato a vedere con Tommy. Che sfiga. Sì, dubito abbiano dormito molto. Di sicuro meno di te. Smettila. Stavo per alzarmi. Davvero? Hai tutto? Sì. Ho un piccolo recap dei tasti perché Preparati, stamattina sarai sulla bocca di tutti. Perché? Correggimi se sbaglio. Hai baciato Dina. Mi ha baciata lei. Ciò ha spinto Seth a definirti con una parola spiacevole. Certo, E Joel l'ha steso. l'ha solo spinto. Poi te la sei presa con Joel. Questa parte non mi torna. È stata una serata assurda. Chissà che spasso. Maria vuole parlarti. Dov'è adesso? Al ristorante. C'entra per caso Seth? Non saprei. Dille che non mi hai visto. Come, scusa? Ehi, quindi... nessun problema, giusto? Tra noi due? Sì, certo. Io e Dina abbiamo chiuso. Lo so, ma non vorrei pensassi che... Ellie, nessun problema. Giuro. Grazie. Ehi, vecchietto. Sì, una bella grattata. Ehi, Jesse. Oh, ciao. Vuoi fare colazione? No. Dov'è Maria? È di là. Scusa. Ellie, eccoti, vieni. Seth ha qualcosa da dirti. Non ho voglia di stare a sentire quel bigotto. Fallo per me. Ti prego. Ok. Seth, vieni. Fanculo. Ehi. Senti, ieri sera è solo che ho bevuto troppo. Certo. E voglio chiederti scusa. Maria mi diceva che tu e Dina siete di pattuglia. Vi ho fatto dei panini. Ok. Di carne. Grazie, Seth. Già. Beh, allora... sta attenta. Sì. Lo apprezzo, Ellie. Che cos'hai lì? Baguette e bigotte. Che profumo. Sono tue. Sicura? Certo. Vi accompagno fuori. Ok. una carta. Chi trova tiene. Vabbè. Levetta a sinistra. Levetta a destra. Muovi visuale. Tasto quadrato. Andiamo avanti.
Quando uscirai voglio che tu dia il cambio a Tommy e Joel. Quei due sono in ballo da troppo tempo. Uova, latte e Sali pane. all'avamposto di nord-ovest, loro arriveranno in giornata. Ma occhi aperti. Ormai gli avvistamenti di infetti non si contano più. D'accordo. Volevo controllare la zona del torrente. Dovrà farlo qualcun altro. Ellie, conosci la zona? Non molto. Dina c'è stata spesso. Vi manderò insieme. Ellie, posso parlarti un secondo? Dimmi. Non so che problemi abbiate tu e Joel. Maria, Lui ti vuole bene sul serio. Sono certa non intendesse... è tutto ok? Sicura? Sì. Ok. Ok. Scusa l'invadenza. Sta attenta. Grazie. Ehi, Dina, le assegnazioni! Dammi un minuto! Puoi portare la tua ragazza alla stalla? Mio Dio. Stronzetto. Ehi, Dina. Posso parlarti? Ehi ragazzi, io devo andare! Ma poi torni? Ehi, Ehi. Volevo scusarmi per essere scappata ieri sera. oh, è tutto ok, sì, lo capisco. Io... è che mi sento in colpa. Perché? Perché ho cominciato io e... insomma, non avrei dovuto baciarti di fronte a tutti. Eri E- ubriaca, succede. Beh, comunque non voglio che tu pensi... No, non ho pensato niente. Lo sai perché mi piace? Perché mi lasci finire le frasi. Va bene, forse dovremmo andare adesso. Sì. Dai! Ma che cavolo! Io non sto giocando! Te la fai sotto! Te la fai sotto! Detesto quel moccioso. Gli diamo una lezione? Sì, certo. Ve la siete cercata? Pronti a scappare, stronzetti? Merda, nascondiamoci! Via! Via! Eccoti! Primo punto, perdenti! Al diavolo! Beccati questa. Ora ti prendo, pidocchio! Ah, ti è piaciuto? Sì, cazzo! Cioè, cacchio, non dirlo alla Al diavolo! Vedo! Boom! Ingoia la neve, Berlina! Aia, mi hanno Diavolo beccato. quelle braccia. Ti vengo a prendere a casa e ti meno, dico sul serio. Aia, so dove abiti, Alex. Non ti conviene scappare! Prendi questa. Ti vedo. Niente da fare! Ai, dove hai imparato? I tuoi genitori ti odiano! Ah! Non vale! Così imparate! Ehi! Piaciuto? Oh, no! Prendila! Aiuto! Questa me la pagate! Lasciatela, mostriciottoli. Va bene, basta così, abbiamo da fare ora. No. No. Me la sono cercata, eh? Sì. Andiamo. Andiamo dove? Dove sei scappata? Ah, si è teletrasportata là, va bene. Jesse vuole che seguiamo il torrente. Lui sostituirà Joel e Tommy. Oh, è bello che ci abbia messe in coppia. Ti piacerà questo percorso? Buongiorno, ragazze. Buongiorno. Non si sente bene i rumori ragazze, della porto neve. dentro. Grazie. Reazioni. Materiali
Non possiamo. Potenziale collezionabile. Manufatti. Possiamo. 0. Pezzi. Mi ha chiesto se andavo al lavoro e mi ha sfiorato il lancio. Non vederti. Non farlo. Lei fa così con te. Non rovinare la vostra amicizia. Non collezionabile. L'odore di liquami di cavallo. Sì, brava. Guarda chi c'è. Grazie. Forza. Ok. Shimmer. Ah, guarda chi è arrivata. Sì, sì, sì. Uno per te. E uno per te. Aprite! Statemi a sentire. Ok. Conoscete le regole. Seguite il percorso, compilate il registro, sterminate gli infetti. Se vi trovate in serio pericolo, rientrate. Usate la testa. Bene. Andate. Ah, qui siamo da un'altra parte. E questa qui chi è? Ehi, Ehi. Cosa stavi sognando? ho detto qualcosa. No, però digrignavi i denti. Dove sei stato? Prendi lo zaino, ti mostro una cosa. Cosa? Fidati. Forza, di qua. E facciamo un altro pezzettino. Oh, che freddo. Perché non aspettiamo che faccia giorno e più caldo? No, no, non possiamo. Non puoi dirmelo e basta. Questa devi vederla.
Perché vieni qui da solo in mezzo al nulla? Sono inquieto. Anche tu? Più ci spingiamo a sud, più migliora, pare. Vuoi proseguire? Pensi di scendere fino in Messico? Ci ho pensato. C'è anche la città di Manny. Sì, dubito possa reggere le sue storie. Sì, no, forse no. Hai fatto tutto al buio. Sì? Forza. Se continuiamo così, oggi sarà duro affrontare il viaggio. Non è lontano. Ehi, Mel sta bene. Sembra fuori di sé da qualche giorno. Se la caverà. Smettila di fare lo strano, non mi piace. Non sono strano. Attenzione quando salti. Mi stai lasciando con me? Cosa? No. Ti piacerebbe. Avrei già dato, grazie. Ti servirà la rincorsa? È gelato! L'avevo detto. L'ho fatto apposta. Per il tuo ego. No, un attimo, la rincorsa. Beh, ma scusa un attimo. No, è troppo alto. Ma scusa un attimo. Tutorial. Strategie di sopravvivenza. Fuggire, saltare, premi, tasto cro, passaggi, usare l'ambiente, in combattimento, rumorosità del movimento, torcia, stato attuale, sintesi vocale, strategie di sopravvivenza. Puoi scegliere se affrontare il nemico silenzioso, fuggire per curarsi, strategie di sopravvivenza, tutorial. Extra. Modalità di renderizzazione, mod extra. No. Tutorial. Strategie di sopravvivenza. 1. Su. 9. Puoi scegliere se affrontare il nemico silenzioso con la forza o... Prendi una bella rincorsa. Ho capito, ma come si fa che non mi ricordo? Questa è la torcia. Sei energia. 100. E questo serve, va bene. Ah, è L1. Disgraziati come te. Chiaro. Ma cosa? Te la caverai. È troppo alto. Andiamo. Merda. Ehi, guarda me. Abby. No, non guardare giù. Owen, dobbiamo anche tornare indietro? È un modo per esorcizzare le paure. E se ti esorcizzo i denti dalla bocca? Abby, adulatrice. Ci siamo. Sì, è qui. Porca merda. È una città, cazzo. Già.
L'hai detto a qualcuno? Volevo fossi la prima. Uomini armati sono andati a un avamposto, laggiù. Ci sono altre postazioni nel mezzo. Hanno elettricità, armi. Sono davvero in tanti. Troveremo un modo. Ok. Ammesso sia qui, come lo troviamo? Possiamo catturare una pattuglia, farla parlare, poi... non lo so, gli tendiamo una trappola. Già, ok. Sono certo che vuoteranno subito il sacco, sì. Li convinceremo. Ma ti ascolti? Ok, il tuo piano? Che cosa ti succede? Mel è incinta. Ah, Congratulazioni. ok. Ma non è solo questo. Dovrei congratularmi. Quando vedranno la città, si tireranno indietro. Li convinceremo, giusto? Cazzo, sapevo di non potermi fidare. Abby, voglio quello che vuoi tu. Ma non ad ogni costo. Ehi, Fermo. ti aspetto alla baita. Come si dice, una donna con le palle? Non me ne frega un cazzo. Io non ho bisogno di nessuno. Se lo dici te. Penso sia per di qui. No, non è per di qui. Dove devo andare, scusa? L'avamposto non è lontano. Ha messo incinta me. Merda. Sei vivo? Direi proprio di no. Abbiamo solo la bellezza di 5 colpi e basta. Non abbiamo altro. Sono parecchi.
Oh, cazzo. Avanti. Cioè questa qui si è congelata super... no. Però, super la roccia. Ho premuto troppo piano. Premi ripetutamente tasto quadrato per divincolarti da una presa. Vabbè, riproviamo. Avevo premuto troppo piano in effetti. Ma non vedo. Ma scusa, come si fa a contra... Come si fa a contra... Sì, ma sto morendo, cioè ragazzi. Ah. Con calma, Non che siamo messi tanto bene, sono morto. Ho sbagliato l'inizio. Assicurati di sfruttare ogni pallottola. Lo so. Mi fa partire da lì. Sì, ma io non ho capito dove devo andare. Oh, cattiva è sta qua. Oh, cazzo, la spalla. Vabbè dai, ce l'abbiamo fatta. È una dei set, uno di tanti set di morte che faremo, Bene, qua siamo al sicuro in teoria. Sì, vorrei anche curarmi se fosse possibile. Come esco da qui? Aspetta che guardo. Perché non capisco mai da dove si salva questo... C'è il salvataggio automatico. Però... aspetta che carichiamo la pistola che... Di solito se mettono proiettili vuol dire che c'è qualcosa in avvicinamento. Ma cosa dovevo fare, scusa? I Romer hanno ancora la vista. Avvicinati con estrema cautela. Dovevo... Come esco da qui? Posso?
Possiamo anche sparare. Oh. Sì, dovevo fare così. Tutto bene, avamposto. Ricordiamoci che in The Last of Us bisogna cercare anche dietro le porte, praticamente, perché sennò... Un medi, molto bene. Qua si può andare su? No. Andiamo fuori. Ok. Non è lontano. Mi sa che abbiamo al dentro per di qua. Sì. Oddio. Sappiamo che è lì dietro. Oh, siamo lì che è 11 colpi. E qua sotto c'è gente. Quello lì. Con calma dobbiamo... Quanti sono? Due. E l'altro è dentro là. Vediamo se troviamo una bottiglia, qualcosa per distrarli. Teniamo sotto d'occhio che non mi fido, faccio il giro largo.
è la soluzione migliore. Oh, almeno mangiamo, recuperiamo qualcosa. Bene. Signore, abito. Cazzo, mi sono persa. Merda. Facciamo quest'ultimo pezzettino qui, che ce ne sono tanti. Ah, uno è lì e un altro è là. Ecco, bravo, allontanati che ora riesco a ammazzarlo. Uno è là e l'altro è là dietro. Sto cercando di capire come fare ad attaccarle. Non so come abbia fatto a non vedermi, ma va bene così. Ok. Ne manca ancora uno del là. Dove sei? Scaversare l'osso del collo, bene. Fa che siano finiti. Adesso si può andare sotto. Dov'è la strada? Si può andare anche per di qua. Non potevi passare sopra la macchina. Orme di cavalli. Dov'è la pattuglia? Andiamo? Di qua. Ti sto dietro. Opzioni. Bene signori, allora io mi fermo qui, anzi facciamo una roba di sto genere. Qui vicino dove ci Manca fermi, stare con lui. se non ricordo male. Con Jessie? No! Dopo tutti quegli anni. Jessie è un grande e adoro i suoi. Per me sono una famiglia, ma tra noi non c'era niente. Ehi, com'è che non ne abbiamo mai parlato? Non lo so, forse mi sentivo... Anche Cat sembra un argomento tabù. Sì, perché in realtà non c'è molto da dire.
Certo. Io ho sempre avuto l'impressione che non ti piacesse. A dire il vero non mi importa di lei. Ok. Ha talento come artista, eh? Comincia a piacermi persino il tatuaggio. Oh, troppo gentile. Ma non era la persona giusta per te. Interessante. Smettila. Ok. Ecco, dai, siamo arrivati. Puoi legare i cushion. Ehi. Vuoi vedere una cosa spettacolare? Stai per indicarti la faccia? No, non così tanto spettacolare. Cavolo. Andiamo, scema. Allora signori, dai, mi fermo qui. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere, in modo da far crescere a me serie canale. Come sempre vi ringrazio ancora per la visualizzazione. A presto da Joker Gaming.